finale è pronta, quella davanti si appresta alla partenza. Si vio che non danno altres. Ultime raccomandazioni ai bimbi. Non spaventare prima di partire, Siamo pronti. Aspettiamo. Pronta la staffetta? Pronti tutte le staffette? Allora bambini, mi raccomando, guardate il signore sulla destra con la maglia azzurra che vi darà il via. Aspettiamo. Andiamo. Allora Alessia, sei attesa per dare il via? Alessia. Sedoni dalla via. Guardate la signora anziana con la maglietta gialla. Un applauso ad Alessia. Pronti per la partenza? Via! Queste piccole categorie. Ecco comunque la staffetta di apertura e vediamo un bimbo da solo, solitario. A questo atleta la strapetto non gli ha fatto un baffo. Un applauso. Cavolo! Bernardo Marco, che volate! Accusa qualche problemino col pedalino, ma il mestiere lo possono rimediare immediatamente. C'è un leggero ritardo di un concorrente del Fasiano che chiude il passaggio. Bravo, un applauso. Forte, forte! A Santoni Elettra. Zampieri! Scampanotte? No, non sintin? No, non sintin loro, i frus? Scampanotte fuori. Eccolo qui, un grande applauso a questa atleta del pedale stefanese, numero 82 Bernardo Marco, che pedala fino alla fine. E ecco qui una concorrenti. Bello! Poi il numero 31 da Botta Tommaso, ciclistica pugliese, e a seguire gli altri. Bravissimo, un applauso a questi bimbi. Al terminare il controllo rapporti i ragazzi della categoria G2. Ecco qua Mottense, un applauso, bravo, numero 49. Attenzione che non ancora. Bravo Romy! A segnalarci. Allora, Elettra, bravissima Elettra! 1 chilometri, lo strappetto lo conoscete, gestite bene le vostre forze, mani sul manubrio, ci sarà sempre l'anziana signora Alessia. L'anziana signora Alessia che ci darà il via, che si appresta. Sì, allora chiediamo proprio qualche secondo perché c'è un problemino tecnico con un bambino, gli cambiamo i pedali, lo facciamo correre, pazienza, proprio tutte le mattine al lavoro. Allora, come siamo? Guardo i giudici, è tutto a posto, sapete quanti giri dovete fare? Sì, sono 4. Allora, guardate là, dove c'è l'anziana signora. Le moto sono pronte, la moto di
via! Devono compiere 4 minuti. Fa il giro, poi l'acqua non le fa fare. Allora, dobbiamo ricordarli prima, ma è bello ricordare il merito dei nostri ragazzi, soprattutto quando vanno a visitare visite nazionali. Mamma mia, a Verona, dall'1 al 4 settembre, mi piace ricordare Berto Antonio della Pugliese, che è arrivato a seconda alla mountain bike, 10ª su strada. Se volete potete anche fare un applauso, perché insomma, andare fino a Verona e raggiungere i corridori deduco che vanno pianino, eccoli qua. C'è comunque una selezione, perché di 20 si è formato un gruppo iniziale di... questa è una fuga. Questa è una fuga di 7 atleti, bravi, è una fuga di 7 atleti, cambi regolari come i veri, guardateli. Ragazzi, c'è una fuga in corso. Bravissimi, forza tutti, bravi. Al primo passaggio subito selezione. Lo strappetto funziona. Ecco qua, vediamo all'orizzonte la bomba di coda, non attraversiamo la strada per cortesia, quando ci sono i ragazzi. Ecco qui. Gabriele Frangio, il numero 45, devi l'acqua. E la selezione funziona. 7 che erano, sono rimasti 3 e rispondono i nomi. Attenzione, c'è una femmina. La numero 48, Leslie Nicoletta, sono qui, forza che rientrate, è una femminuccia, attenzione, Leslie Nicoletta a guidare questa fuga, a imprimere questo forcing e questa selezione alla categoria. Non guardare dietro, vai ancora! Niki, siete in 3 rimasti. Bravo Leo! Dai Niki, vai su! Dai! Leo, alzati in piedi! Dai che devi la sera! Niki, vai di sotto! Vai di sotto! Dai Leo, dai! Non guardare dietro! Non guardare dietro, non guardare dietro. Non guardare! Papà!